Un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Ed eccoci in onda con Max Del Papa già collegato, come tutti i giovedì. Lo ringrazio, lo saluto. Buongiorno Max, come stai? Bene. Bene. Insomma, mi tocca occuparmi anche delle mamme, mamme antifa, mamme propal, mamme palestai e mi girano i bai. In qual senso? Dopo ce lo spieghi, però io vorrei Dopo principiare. leggerete. Vorrei principiare con una citazione molto importante del filosofo nostro di riferimento, che è Frank Bianchini, il quale giustamente ci invita a comprare il tuo libro, no? Ma muoviti, Luncotte, cosa aspetti a comprare questo libro che passi un'ora di cultura? Esatto, il libro si intitola Schiavi, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana e questa volta io inviterei coloro che l'hanno già magari comprato, durante questa settimana l'hanno letto o letto in parte, e coloro che vogliono comprarlo a intervenire in diretta allo 02 92 94 7222, così ci dite la vostra direttamente. Il libro Schiavi lo trovate dove, Max? Su Amazon. Schiavi, la degenerazione, Perché la degenerazione della democrazia liberale, il ritorno dell'autoritarismo paternalistico, e lo trovate appunto su Amazon. È facilissimo da trovare, facilissimo anche da leggere, Sì. come dicevo l'altra volta, perché è molto denso, è molto ragionato, è un po' una sintesi, diciamo, di tante cose che hai scritto, no? E si capisce che c'è uno sforzo di sintesi per cogliere le strutture principali Sì. del mondaccio che ci sta intorno, no? Perché quello è un po' lo sforzo, di avere una chiave. Io l'altra volta ho detto, è un libro come l'avrebbe scritto Giorgio Bocca, come mi ricordo io, ma lo dico da lettore, perché è un libro che attraverso la narrazione di fatti, in parte anche di cronaca, in realtà va ben oltre la cronaca e ci fornisce a noi lettori, in maniera molto semplice tra l'altro, alla portata di tutti, non in maniera intellettualistica, ci fornisce delle chiavi di lettura per i tanti episodi appunto di cronaca e di cose che succedono nel mondo politico, sociale, economico, del costume, culturale, nel mondo che ci circonda. Quindi è una lettura che tra l'altro va via liscia come poche, in virtù dello stile. Questo è un discorso stilistico e formale, ma poi c'è appunto il discorso di contenuto, di struttura. Per me è un'ottima chiave di lettura, non solo per i fatti che tu citi e dai quali prendi spunto, ma anche per quelli che si leggono dopo aver comprato il libro, cioè quelli che accadono giorno per giorno e che tu commenti nei tuoi Infatti articoli. questo è un libro che inseguendo le cose che succedono, da una parte secondo me rimane, però dall'altra invecchia subito, perché ogni giorno, ogni ora succede qualche cosa che perfino lo supera. Se io parlo di quello che succede, la flottiglia, tutti i pretesti, mando fuori il libro, ma dovrei aggiornarlo dopo mezz'ora, perché perfino quel cartone animato macabro di Greta, perfino Greta, cioè gli sponsor che ha dietro, non lei, si dissocia da flottiglia, Sì. dalla carica di ambiguità, di personaggi infiltrati. Quindi tu vedi che non fai mai a tempo, però sono anche interpretazioni della cronaca che uno spera possano avere abbastanza solidità, fondamento per poter, insomma, durare. Senti, dicevi prima, facciamola fuori subito, sta cosa delle mamme. In che senso ti sei occupato delle mamme? Sono rimasto indietro? Sto lavorando a un pezzo che poi mi auguro si leggerà tra poco. Mi hanno mandato il delirio di una mamma palestai Mm. che si lamenta perché, avendo fatto i cortei, avendo sfondato, la polizia, invece di farla passare con il tappeto rosso, dice lei che ha reagito, ma lo dice in una maniera, a parte il totale vuoto pneumatico di contenuti, però tu sentire questa ci avrà 65 anni, tutta ritinta, è più tinta lei della barba di Cacciari, che si esprime in questa maniera. È di Milano, mio Dio, è di Milano. 3 anni che organizzo tutto,
è stato il delirio, insomma, hanno cominciato con spintoni, da una parte un attimino centrale, laterale, che noi dicevamo siamo tutti palestinesi, fateci passare, siete padri, siete fratelli, e qui c'è lo solito schema anni 70, no? I poliziotti, Pasolini, e dice sono caduta, ho perso la scarpa, ho perso le cuffie in un corteo, Le se cuffie. no sarei rimasta schiacciata nella calca proprio della folla. La calca della folla, con quella gnagnera maledetta, la Chiara Ferragni. Questa non è un influencer aspirante, questa è una di 70 anni, quello che vuole sta in missione elettorale, santo Dio. Allora me ne devo occupare con cattiveria, perché qui c'è la pretesa, sono mamma di 4 figli, ma porterò anche loro, perché noi siamo per la pace, noi vogliamo gridare l'urlo di pace, e che è una canzone di Umberto Tozzi. E quindi mi hanno dato una manganellata sul collo, mi ha fatto molto male, ma va a cagare. No, ma Anzi, va a guarda, cagare. Max, io ho la sensazione che da questi ultimi 5 anni, non a caso, la faccio coincidere per pura casualità temporale, magari non è solo casualità temporale, ma da quando ci abbiamo avuto il rinchiudimento, il lockdown, Sì, siamo diventati tutti molto più idioti e molto più imbecilli e non c'è dubbio. molto più televisivamente cretini, perché se tu ci pensi sono gli stilemi della TV che si sono impadroniti della vita quotidiana, no? Poi ciascuno li Perfetto, declina a proprio perfetto. modo, come la scema di cui hai appena parlato tu adesso, no? Il nostro Sono filosofo... gli stilemi e purtroppo è una droga, cioè sempre più si diceva, ti ricordi all'inizio di internet, che avrebbe ucciso la televisione, come la fotografia avrebbe ucciso la pittura, come avrebbe ucciso il cinema, avrebbe ucciso il teatro. È successo il contrario. Infatti. Cioè la televisione ha colonizzato internet e tutti più di prima sono tutti aspiranti al grande fratello in una maniera satanica, non si tengono. Questa qui è una che dice datemi una candidatura o almeno datemi un programma. Sì, è proprio così. È una cosa demoniaca, cioè è il male quello lì, è il demonio. Sì. Non si fermano. Ed è vero, cioè negli ultimi 5 anni sarà che ci è rimasta addosso la noia, il senso di soffocamento, l'impotenza, però l'orizzonte si è spostato, è diventato solo quella roba mediocrissima lì. Sì. Tristissima, insomma. Sì. Allora, ricordo i numeri di telefono, chi vuole intervenire può farlo fin da subito in maniera totalmente anarchica, ma se avete come punto di riferimento il libro di Max del Papa Schiavi, l'avete già letto per caso, l'avete già comprato, volete comprarlo, avete saputo qualcosa, qualcuno ve ne ha parlato, intervenite pure, intervenite anche su tutto quello che volete naturalmente, comunque il numero è 02 92 94 7222. Poi parleremo anche, Max, di giovedì prossimo, perché giovedì prossimo facciamo ciò di cui avevamo parlato giovedì scorso, ovvero tu ci farai un reading di quel monologo che hai scritto su sul caso Tortora, sul caso di Enzo Tortora. Ma ne parliamo dopo più in dettaglio, ce lo spieghi per bene tu. E prenderemo anche un quarto d'ora in più del solito tempo, dalle 10 alle 11:15 circa, per starci con un certo agio, diciamo così. Ringrazio Sammy Varin, il suo spazio e la sua trasmissione, che ha gentilmente aderito a questa cosa, naturalmente. Intanto, dicevo i numeri per intervenire: 02 92 94 7222 per la diretta, per il WhatsApp anche in formato audio 340 67 09 659. 340 6709 659. Saluto Carlo che ha fatto una donazione alla radio, bene, grazie, ti ringrazio Carlo. E intanto però, parlando del tuo libro, io devo dire che tra i tanti spunti, e fatta salva l'inquadratura generale di cui parlavo prima, per cui veramente secondo me vale la pena di leggerlo, non sto facendo propaganda in questo momento o diciamo parlando del libro di un amico, lasciamo fuori i rapporti di colleganza, bello quello che diceva Tortora dei colleghi, dopo mi è rimasto impresso, roba da mafiosi, diciamo così, parlare di colleganza, e c'ha ragione. Lasciamo fuori anche il discorso amicale, giusto appunto, io dico da lettore, questo qui è un libro da leggere, no? Perché ti dà una bussola con la quale tu puoi leggere la realtà, poi magari essere d'accordo con le opinioni che Max chiaramente esprime, perché non è un libro asettico questo qui, no? È il libro di uno che ciò che racconta lo vive, lo partecipa, lo giudica anche secondo i propri filtri, la propria cultura, la propria esperienza, la propria sensibilità, ma in maniera estremamente limpida. Ed è ciò che si deve fare, secondo me, perché il lettore
è sempre una persona intelligente, o dobbiamo supporlo. Esistono anche ovviamente ascoltatori e lettori cretini, però come siamo cretini noi a volte, noi stessi in primo luogo. Però diciamo, mediamente è onesto, è chiaro, secondo me. A me piace un libro quando l'autore si esprime in maniera netta, no? Non è che fa il pesce in barile, ma si esprime in maniera chiara e poi oltretutto scrive benissimo, quindi si fa leggere. E questo è un libro dove ci sono anche giudizi, con i quali, ripeto, alla fine del percorso uno può anche non essere d'accordo, ovviamente, no? Perché immagino che tu abbia scritto un libro anche per le persone che poi alla fine del discorso non la pensano come te, ovviamente, no? Ma questo va da sé, mi sembra naturale, anche se forse tanto naturale non è in questo periodo, perché tu ti sarai reso conto che ormai il tono, come scrivi anche nel libro peraltro, che il tono del dibattito pubblico, del confronto è ridotto al minimo. Qua quello che era, diciamo, il sale per tutti noi, no, che siamo nati nel secolo scorso, di un minimo di democrazia e di libertà, cioè il confronto, la diversità, eccetera, magari anche partecipata, appassionata, però qua le idee, diciamo, differenti, si fa una fatica della malora a sopportarle ormai, no? E questo è un altro portato di quel culturame televisivo, secondo me, che ci aveva proprio ammazzato, perché all'inizio la televisione era anche fatta di confronti, di cose stimolanti. Dopo è diventata il pensiero unico, cioè quelli che vanno lì hanno la loro verità in tasca, punto e basta. E non sono verità che si parlano, sono cose contrapposte, funziona anche così, no? Ti metto uno contro l'altro, ma non è che dall'uno contro l'altro nasce un qualcosa di evolutivo. Nasce una specie di match, una specie di esibizione gladiatoria, al termine della quale chi guarda dice, beh, e a me che me viene? No, non so se mi spiego. Tu cosa ne pensi? Ma c'è una polarizzazione isterica? Sì, intanto perché ha preso piede l'estetica televisiva, cioè bisogna fare le scimmie ammaestrate, bisogna scannarsi, quindi c'è proprio un fatto Ecco, fammi di capire, ma perché a te non imitazione ti, perché, primordiale. perché a te non ti invitano in ste cazzo di salotti televisivi? Uè. No, non lo so, non lo so, forse perché non sono abbastanza televisivo, cioè non sono abbastanza conosciuto, non sono nessuno, sarà questo. Vabbè. Bisogna avere coscienza, però mi rendo conto che anche, cioè, siccome tutti vogliono andare in televisione, tutti credono, c'è volere e potere, tutti credono di essere in un talk show permanente e allora si comportano nella maniera beccia, litigano come se fossero davanti alle telecamere. E questo però è perché non ci sono idee, ci sono radicalizzazioni, ci sono polarizzazioni e isterie, ci sono idee da confrontare, da difendere. Io poi a proposito dell'approccio che tu dicevi nel libro, anche lì, ma io ho sempre pensato due cose, che una, cioè il giornalismo che si nasconde dietro le parole è un giornalismo perdente. La litote, il non dire, l'alludere, no, di le cose. E poi per dirle però devi essere leale, devi usare uno stile che si fa leggere, democratico, cioè comprensibile a tutti. Perché tutte queste cose ermetiche, ci sono dei giornali come il Foglio che sono eleganti, fanno tutte cioè scrivono per non farsi capire, ma a me non interessa questo. E così, non mi sono mai, io non è che se faccio un libro, un articolo, mi rivolgo a un pubblico, cioè sono cose che scrivo perché ho bisogno di dirle, perché partono da me. Poi se uno le vuole raccogliere, le vuole discutere, naturalmente mi fa piacere, anche perché dovrei campare di queste cose. Però non è mai stato né un atteggiamento didattico non c'è questo senso del servizio, del darsi al pubblico, non c'è. C'è il fatto che la tua fatica poi prevede una dimensione estroflessa. Però io quello che scrivo lo scrivo sempre per me. È un fare i conti con me stesso, con la mia coscienza innanzitutto. Ecco Max, lo devo fare nella maniera più chiara. Io ho introdotto questo discorso e ricordo anche che le linee sono aperte, per cui chi vuole intervenire può farlo in qualsiasi momento, 02 92 94 7222, e per quanto riguarda i messaggi 340 6709 659. Ecco, ho introdotto questo argomento qui perché sono rimasto molto colpito dagli ultimi 2 capitoli del tuo libro, ai quali poi vorrei accennare, sui quali vorrei entrare un pochino più in dettaglio, no? Uomo sei solo è il primo dei 2 capitoli finali che mi sono strapiaciuti in un libro che mi è strapiaciuto, no? Ma quelli sono secondo me
2 articoli che fanno riflettere anche sul modo in cui l'informazione agisce oggi e se tu fai un'analisi molto fine, non posso riassumerla in poche parole, ma poi ci addentriamo, se vuoi, un pochino più approfonditamente su questo tema. Però c'è una telefonata, quindi la passiamo subito. Pronto? Sì, ciao Giulio, ciao Max, sono Walter. Caro Walter, buongiorno. Te il libro ce l'avevi già in mano, te il libro te l'avevi già in mano da Angelo sabato scorso. Te l'ho già detto che non sono calzolaio, quindi non posso essere verbero errante, sono il Walter errante. No, io il libro di Max ho letto le prime 5 pagine perché nel frattempo mi è entrato una biografia di Guareschi e leggendola mi sono accorto che le storture del giornalismo, le storture dell'informazione sono cosa antica. Guareschi ha subito molto questa cosa. E quindi quando tu dici perché Max non è in televisione? Perché Max è scomodo. Poi è meglio che non vada in televisione, perché se Max cominciasse ad esprimere un concetto, non potrebbe andare di là della prefazione del concetto, perché ti stoppano, ti insultano. È molto difficile al giorno d'oggi avviare un dibattito, perché ti trovi di fronte a persone che nell'ignoranza ti stoppano con la famosa parola, tipo Peppone quando si sveglia in Parlamento, fascista, qualsiasi cosa. Comunque, questa settimana il libro lo leggo di sicuro perché ho finito Guareschi. Senti, le prime 5 pagine come le recensisci? Mi sono piaciute perché il linguaggio di Max, come dici tu, scusa ma sto facendo una salita, è molto chiaro. Sta camminando anche adesso. È errante anche in questo momento. Certo, l'episodio di Porro te l'avevo già raccontato dell'inizio e quindi da lì poi tutto penso che sia una discesa o una salita. Io spero che sia una salita. Da camminatore mi sembra giusto. Grazie Walter. No, camminatore dovrei preferire che fosse una discesa. Ma io penso che dall'episodio di Porro in avanti sarà tutta una salita di episodi e di vicende non piacevoli. Allora, insomma. Walter, grazie intanto, buon viaggio pedestre. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabio Chiesa. Fabrizio, buongiorno. Ma allora io, vedendo questi dibattiti in TV... Te l'hai comprato il libro? L'hai comprato il libro? No, sinceramente no. Compralo. Non da leggere, non ho più neanche tempo. Non tenere la mano nella sacchetta, compralo. No, ma lo tengo in considerazione, ma sinceramente io la sera, non ce la faccio più. Non lo so. Comunque vi ascolto sempre con piacere. Allora quello che volevo dire ieri... Perché l'è gratis, e invece il libro non lo compri perché se paga. No, sì, vabbè, dai, non faccio queste... Sto scherzando, dai. Sto scherzando. Compralo, sto libro, Lucotte. Va bene, dai. Ai, ostia. Allora, quello che volevo dire è che questi dibattiti in TV, non so, durano ormai, sono 20 anni che c'è sempre questa contrapposizione dalla quale capisci che più che ragionare nel merito delle questioni c'è il fatto che uno si deve distinguere dall'altro. E questo secondo me, dal mio punto di vista, è che la gente che si confronta e che fa politica in Italia non ha un secondo lavoro. Questi qui sono ossessionati dall'essere lì, questa qui è la mia prima occupazione, io sono famoso, io ho lo stipendio. Guardate i politici, non ce n'è nessuno che ha, non so, che ha questa umiltà di dire dai, ho fatto il mio percorso, ho fatto 10 anni lì, adesso mi occupo d'altro. No, per me tantissimi sono senza arte né parte. C'è questa droga e questo Stato che paga troppo bene, che dà troppi privilegi a queste persone, questi giornalisti anche che ma devono essere lì a dibattere su tutto, ma lo capisci che lo fanno solo per loro, dai, non lo fanno mai per una crescita, non so, di chi ascolta, per informare. C'è uno che dice A, l'altro sai già che dirà B, poi entra l'altro che dice C, ma per me è tutta forse quasi una questione di sopravvivenza. Abbiamo visto quei grillini quando sono stati buttati fuori dal Parlamento, erano disperati perché Dio mio, devo andare a cercarmi un lavoro, adesso cosa faccio? Adesso non mi vede più nessuno. Non lo so, magari è semplicistico il mio ragionamento, però a guardarli. Bene, grazie Fabrizio. Te che ne dici, Max? Che devo dire? Non lo so. Sì, tutto giusto. Comunque, politici, così. Dice... cosa c'entro io?
Diceva giustamente prima il nostro amico Walter, l'ebreo errante, che è meglio che tu non vada in televisione, no? Perché per citare il nostro filosofo, di riferimento, Frank Bianchini, se vai in televisione dopo ti viene una coscienza de merda, giusto? Viene una coscienza perché fate schifo. Questo merita un capitolo a parte. Poi metti caso che dopo tutto questo discorso qua domani mi chiamano programma. Hai capito? Ti chiama del Così, Debbio, ti che chiama faccio dopo? ti chiama Che del Debbio o non la credo. Berlinguer. Sì, come no, molto facile. La Berlinguer Me lo ti mette... sento, è molto, Ma è se la molto Berlinguer ti possibile. mettesse a confronto con Iacchetti, che gli dici? Bisogna saper dire no delle volte. Iacchetti pensasse ai debiti di gioco. I suoi? Che aveva, sì, i suoi, l'ha detto lui che ha salvato Mediaset perché era pieno di debiti. Cioè, come Emilio Fede. No, bisogna, esatto, sì, come Pupo. Bisogna anche come Baldini, quella roba lì. No, bisogna anche saper dire di no. Io capisco, per carità, capisco che uno va in televisione, ma ascoltano i 600.000. Per carità, ho capito, diventa compulsiva la cosa, quando diventa compulsiva patologica. Però uno che dice mi invitano ci va. Solo che bisogna ogni tanto saper dire di no. Non è un fatto, cioè io che devo litigare con gli Iacchetti, con questi qua, vado dalla Berlinguer, no. Cioè non basta dire vado in televisione, bisogna anche dove vado. Quindi ci sono quelli che beccano tutto. Io non becco niente, vabbè, però insomma no, non credo proprio che viviamo senza, no? Ecco, allora voglio tornare, se sei d'accordo, Max, a quei due capitoli finali del tuo libro, Schiavi, ricordo a tutti, che trovate su Amazon, compratevelo, leggetevelo, ve lo consiglio caldamente. Io ce n'è uno che come vorrei amico. leggere. Leggilo subito, che poi vado col mio. No, io vorrei leggere, mi dici tu quando però, sì. Quello perché riassume tutto, La morte di un amore. Che è quello dopo, tra l'altro, no? Sì. Che quindi rientra anche tra le cose di cui volevo parlarti io, perché sono i due capitoli finali del libro, se non vado errato, no? No, terzultimo e penultimo. Sì, aspetta. Dopo l'ultimo è fine dei giochi. Ecco, sì, no, sono i due, sì, giusto, Uomo sei solo e Morte di un amore, l'ultimo è Fine dei giochi. Io mi ero segnato proprio quei due lì, erroneamente ho detto l'ultimo, no? E sono il penultimo e quello precedente, però vorrei partire da lì, vorrei partire dal capitolo che tu hai intitolato Uomo sei solo, perché entra a pieno nel discorso che facevamo prima, no? Tu scrivi, come cronista di vecchio pelo, fatico sempre più a capire, quindi a raccontare un mondo che mi sfugge. E tra i motivi di stanchezza e di frustrazione sta il confronto con i lettori, o con quelli che potremmo dire qui in radio gli ascoltatori, le ascoltatrici, che sono sempre più inclini e i telespettatori o telespettatrici, che sono sempre più inclini, cioè tutti noi a nostra volta, sempre più inclini a percepire chi fa il mio mestiere, cioè il giornalista, come una pop star o un influencer, con tutto ciò che ne discende. Un rapporto fastidiosamente confidenziale che scatena da una parte entusiasmi immotivati e dall'altra furori patologici, perché ti credevo un giusto, ma sei una povera merda, un fallito, non appena magari metti in campo una cosa che non piace più al tuo estimatore, al tuo follower, giusto? Come si esce da questa cosa che tu dici stritolata? Ci siamo stritolati fra propagande e isterie, fra opposti fanatismi. E anche noi dell'informazione non sappiamo più come muoverci. In realtà c'è tanta gente che secondo me sa benissimo come muoversi, sono quelli di cui parlavamo prima, sono i pupazzi, i pupazzi del teatrino, Marpioni, diciamo, no? I marpioni, sì. No, non si esce perché appunto ci sono questi qua che ci sguazzano e quindi stanno al gioco, ma è un gioco abbastanza così paludoso, oppure non ne esci. Come fai a impedire alla gente di raggiungerti coi social e di insultarti? L'unica cosa che puoi fare per difenderti è quello che faceva Lucio Battisti, cioè sparire, ogni tanto butti fuori un disco, però lui nel 72 si nega alla ribalta, non si fa più vedere, non si fa più sentire, non dà più interviste. Però se sei un giornalista che vivi di queste cose, come fai? Io cerco di limitare al massimo le occasioni, cioè mi piaceva il contatto con la gente, adesso meno, però mi piace il contatto con la gente quando poi c'è la curiosità di scoprirsi reciprocamente, non quando si deve parlare.
Cioè, tu che sei giornalista, allora ti mettono alla prova, ti chiedono, ti provocano o anche ti esaltano, la roba è tossica, ma non puoi salvartene. Allora, abbiamo una telefonata. Come fai a stare... Sì, va bene. Sentiamo la chiamata in attesa. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Dario, chiamo da Valdobbiadene. Prego. Allora, non so se i giornali tutti insieme vendano qualcosa come 700-800 mila copie, messi tutti insieme, che sono più o meno gli spettatori di quelle trasmissioni in cui c'è questo grandissimo dibattito, no? Di cui voi dite non c'è più, non ci sono più ideali, ce ne sono troppi, cioè ogni cosa fa ideale su cui battersi, lasciando perdere invece quelli che magari sono i valori di fondo. Un libro come quello del suo ospite, io ne ho già letti, non è un preconcetto, però io anni fa avevo la sensazione che me lo stessero mettendo in quel posto, no? Ho letto La Casta e ho avuto la conferma, ma non ho risolto niente. Avevo l'idea che la mafia fosse qualcosa, ho letto Gomorra, gli pago la scorta all'autore, ma non ha risolto niente. Il dibattito forse bisognerebbe finalmente spostarlo in un'altra direzione, nella direzione che coinvolge i restanti 59 milioni e 200 mila italiani, perché pensare così è come pensare che l'Occidente sia chi governa il mondo, non tenendo conto degli altri 7 miliardi e rotti di persone. Forse bisognerebbe un po' meno autoassolversi, autoincensarsi e provare a vedere perché siamo ridotti in questo sistema. 800.000 persone che seguono quanti giornalisti? Che cifra si spende per la stampa? Non noi personalmente, ma direttori, redattori, 800.000 persone che seguono questa gente sono sufficienti per mantenerli? Grazie, vi ascolto. Grazie. Max, hai qualcosa da dire? No, non lo so, non ci ho capito niente. Cioè, io vorrei tanto che quando qualcuno chiama, con tutto rispetto, però si chiarisse prima le idee lui. Se no si butta tutto a mucchio. Intanto io non sono Saviano e non faccio Gomorra, però posso capire che uno si rompe i coglioni di seguire ste prediche, discorsi, libri, per carità di Dio. Però chiaritevi anche le idee prima. Se non ho capito se qui si vuole andare a parare sul fatto che l'Occidente è marcio, è perdente, è cosa, allora meglio la Cina, meglio Putin, il nostro grande Putin, il nostro santo Putin. Non ho capito se non si ha il coraggio di dirlo. Però, ripeto, butta tutto in questo mucchio dove non si capisce più niente, che devo dire? Allora, Max, ci fermiamo un attimo. Io? Ci fermiamo un attimo, sono già le 10:30. Lo amiamo e poi abbiamo anche magari un po' di musica, così un flash. E poi torniamo noi perché io volevo entrare su un discorso che tu fai in quel capitolo Uomo sei solo, nel quale parli di tante persone come quello che hai appena chiamato, cioè tutti noi fondamentalmente, di come siamo trattati come cittadini, di come ci sentiamo, del motivo per cui a volte ci rifugiamo in questa roba qua surreale, ma ne parliamo tra poco. Beh. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ma buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà, eccolo qua, mamma mia, io vi vedo con gli occhi al cielo, mamma mia, che amore qua ancora Alberto Acerbis, abbiate pazienza, un minuto, visitate olioacerbis.com, andate nel reparto dell'integrazione, troverete in modo particolare, questo è il momento, Bronco Free. Cos'è che schi? Bronco Free. Bronco Free noi lo proponiamo su questa emittente da 23 anni. Matteo si ricorda. Perché è importante Bronco Free? Perché in maniera naturale e non chimica calma tosse grassa, tosse secca, fluidifica il catarro in eccesso per facilitare l'espettorazione. È che parlo difficile. Per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, altea, papavero, marrubio e verbena, che sono calmanti, coadiuvanti anche della tosse, la calmano. Quindi la bava di lumaca fluidifica il catarro,
Timo Verbena, Papavero, Marrubio calmano la tosse. Alla mattina vi svegliate, pantofolina, zec zec, 2 bei colpi di tosse e vi liberate, è importante. Guardate che non contiene né glutine né saccarosio, lattosio, OGM coloranti, possono prendere anche i piccini. Chiaramente però non è una cosa industriale, quindi velocemente, se volete prenotarlo, 59 euro, 3 flaconi, 3. Olioacerbis.com, sezione integrazione, oppure se volete farlo stamattina chiamate, per informazioni c'è Miriam, 030 68 40 408. Ma andate a visitare il sito, non perdiamoci di vista, dite come ci è conosciuto Radio Padania, un regalo per voi. Radio Libertà, ho sbagliato, sarò nostalgico. Vabbè, olioacerbis.com, vi voglio bene. Ma solo a Radio Padania, come direbbe il nostro amico Acerbis, può seguire a un messaggio pubblicitario nello stile di Acerbis, lo amiamo, una ciaccona di inizio 600 di Francesca Ciacchini. Ragazzi. Oh, incredibile, un'ora, un minuto di cultura, un minuto di cultura. Di cultura, ostia, sì, 18 settembre oggi del 1587, nasceva a Firenze, Granducato di Toscana, bei tempi naturalmente, Francesca Caccini, cantante, compositrice, è stata una delle prime, e abbiamo ascoltato qui appunto una ciaccona da colei scritta. Intanto vorrei tornare, Max, al capitolo che ti dicevo, perché tu a un certo punto, sempre volando tra il serio e il faceto, non il libro, io, a un certo punto tu scrivi che però c'è da capirlo un po', no? Poi mi direi tu sei da capire o da compatire questo uomo contemporaneo, cioè tutti noi, che alla fine riceve bastonate su bastonate, non è protetto da nessuno. Se ti occupano casa hanno ragione loro, se ti stuprano la moglie hanno ragione loro e tante altre belle cose. Ti spremono come un limone da tutti i punti di vista, dal fiscale in avanti, sei circondato da formule nuove, idiote, che non significano niente, tu scrivi, ma che tu adotti per imitazione, per il processo emulativo, insomma, alla fine uno ci prova a informarsi. L'uomo che tu chiami da irretire, da illudere e da spremere, questo uomo ci prova a informarsi. Ma siccome ogni telegiornale, ogni testata sono un sabba di assurdità, ingiustizie, celebrazioni del peggio, necrologi da gossip, beh, insomma, questo uomo qua ci rinuncia e si rifugia in questo surrealismo dei reality. Allora, ti fa più pena, come avrebbe detto il nostro filosofo di riferimento, sto uomo, o ti fa più schifo? Ma no, cioè proprio è la compassione nella quale ci rispecchiamo, perché poi sono anch'io, sono io, appunto, siamo noi. tutti noi, no? Quindi fa pena perché per come è stato umiliato, per come è stato abbruttito, che non si salva. Fa pena come una persona da compatire, come un essere da compatire, perché veramente E tu lo chiami l'uomo senza qualità, facendo. no? Lo chiami l'uomo Sì, senza sì. qualità, richiamando il celeberrimo romanzo. Sì, di Musil, ma sì, perché ma che poi glielo dicono che è senza qualità, cioè io credo che non eravamo mai giunti
a un epilogo delle democrazie garantiste, liberali, occidentali così drammatico, cioè il cittadino è tornato peggio che plebe, è proprio è disprezzato apertamente, totalmente, cioè l'Unione Europea tutti i giorni gli dice che deve vergognarsi. In televisione, cioè, la chiamano tanto Telemeloni, ma se è Telemeloni o sono complici oppure è una telelella Giorgia, non lo Ecco, so, però cioè dicono la stessa questo cosa. cittadino ridotto a votatore, come sempre tu lo definisci, sempre più controvoglia, e a consumatore per forza di cose. Ma perché non si ribella, non si sveglia? È perché ha capito che è inutile, perché ha capito, intanto perché è stanco, perché comunque ogni tanto gli metti lì un bel lockdown, una bella botta e lo sfinisci. Lo sfinisci con le malattie, lo sfinisci che sono di laboratorio, lo sfinisci con gli antidoti che sono di laboratorio, e se non basta lo chiudi dentro, lo sfinisci con i lockdown, e questo quanta forza può avere? Gli combini una vita di merda che deve trottare come prima, più di prima, lo riempi di obblighi, lo riempi di divieti, gli fai comprare il monopattino elettrico e poi gli dici che non lo può usare perché se deve mettere il casco deve assicurarlo come una Ferrari, gli fai comprare la macchina però poi gli dici che non la può più usare, gli dai la tecnologia per divertirsi, ma è tecnologia del controllo con cui si taglia le palle da solo, e alla fine questo non gliela fa più, e poi gli dai tutta la politica moralistica, i manifesti di Ventottene, i Free Palestai, sei colpevole di tutto, quello che ha chiamato prima non ho capito se ce l'aveva con l'Occidente, anche sto sport, perché gli altri paesi ci invadono adesso, perché gli altre etnie ci invadono e ci fanno rabbia, ci fanno paura, va bene che sono dei tagliagole, però questi hanno una vitalità che noi non abbiamo più. Ce l'hanno gli islamici che vengono qua e si organizzano, si comprano, si pagano e invadono dappertutto. Ce li hanno i cinesi, ce l'hanno gli indiani, e noi ci siamo fatti male da soli, ci siamo odiati da soli. A questo punto a me la situazione pare irreversibile per molti aspetti. Non c'è la forza, non c'è l'entusiasmo. Noi siamo cresciuti, Giulio, in anni pieni di violenza, pieni di cose, di inquinamento, di contraddizioni, però erano anni relativamente felici, dove c'era lo spazio per una felicità immaginaria. Adesso vai a parlare di felicità. Guarda, i ragazzini già a 12-13 anni si ammazzano, si squarciano, si tagliano, si buttano sotto le macchine No, per poi noia, si buttano dai c'è anche un balconi. fatto, tu lo cogli molto bene nel Questi libro. che cittadini possono essere? No, c'è anche questo fatto al quale hai appena accennato, che tu nel libro cogli molto bene, che c'è una vera e propria frattura generazionale fortissima, come non c'è mai stata forse nella storia, no? Precedente. Noi alla fine eravamo più o meno figli dei nostri padri, eravamo differenti, ma eravamo più o meno figli dei nostri padri. Invece tu racconti anche con diversi episodi di cronaca vera, vissuta, e anche tua personale, di come ci sia un salto rispetto a questi 18, 20enni, 15enni, incredibile, enorme, no? Lì in mezzo c'è una frattura che mi verrebbe da dire è incomponibile, o no? È No, non incolmabile. si piglia più. È No, incolmabile. assolutamente. E sono ragazzi stanchi. Mh. Sono ragazzi talmente disperati, io ne parlo nel libro, sono ragazzi Appunto. talmente disperati che si sfregiano, si mutilano, si tagliano perché non sanno che fare. Posso leggere 2 righe di questo Sì. Uomo sei solo, che forse riassume, perché io poi vorrei portarlo a leggere, non dico farne uno spettacolo teatrale, però con degli estratti fare una presentazione teatrale. Questo Uomo sei solo. Uomo sei solo, ti hanno promesso tutto e non avrai niente, o come senti ripetere da chi ha il mondo, non possederai nulla e sarai felice. Ti hanno trasformato in fantozzi, ti sostituiscono ogni giorno un po' di più con l'intelligenza artificiale. L'artificiale sei tu. Ti hanno insegnato che desiderare una colpa, costruire un crimine, possedere il più mortale dei peccati. Il tuo modo, il tuo senso di stare al mondo, sprofonda in una dimensione servile chiamata servizi. Non sei più padrone di niente, tutto ti viene concesso, tutto sei tenuto a noleggiare. I diritti cui avresti diritto come cittadino, lo spazio virtuale in cui vivi, l'unica vita che ti resta,
i libri che leggi, le musiche che ascolti sui tuoi dispositivi, gli strumenti che adoperi per lavorare, i veicoli che usi per spostarti. Non li compri, paghi un canone per fruirli. Ti senti sempre più fragile, più aleatorio, più povero. Perché sei povero, perché non puoi più dire questa è casa mia, ferma e sicura. Possono portartela via in ogni momento, se non altro possono rendertene impossibile il godimento. Ti hanno ordinato di essere libero, ma alle loro condizioni. Avrai una nuova fede, un credo senza Dio. Sarai signore del tuo Eden, un paradiso verde, inclusivo, sostenibile, solidale, ma per finta, in realtà asociale, brutale, inumano, innaturale. Vivrai nella natura santificata, obbedendo ai demiurghi della scienza e della tecnica, senza i quali è impossibile che ogni cosa abbia nascimento. Ti hanno perfino tolto il piacere consumistico delle ferie d'agosto. Il cittadino plebe si ritrova schiavo di merda e resta a capo. Non possiedi più un cazzo. Ma quanta felicità ritenta, sarai più disperato. E loro ti ammaleranno, ti cureranno, ti tracceranno, ti controlleranno, ti toglieranno la memoria, la fantasia, che è una gran brutta malattia. Ti negheranno chi usavi essere, decideranno chi vorrai essere. Sarai sempre in pace, sicuro, senza sesso, senza odore, senza passione, senza speranza. Rinchiuso in un presente continuo che non esiste, avvolto in un perenne mutamento convulso che non cambia niente, distrugge e basta. Uomo, sei solo con te stesso, sei la protesi di una protesi. Ti hanno amputato del futuro e del passato, ti hanno tolto la pena e il divertimento di vivere, di perpetuarti, di lasciare qualcosa di te. Sei solo come chi è sconfitto, come quelle meteore, pezzi di gas materiali, metano, azoto, che scivolano nell'universo, usciti chissà da dove, diretti in nessun dove, destinati a consumarsi mentre passano, a polverizzarsi, a venire inghiottiti nel buio profondo nel quale viaggiavano. Uomo, non sei più uomo, sei uno strumento e neppure sai se esisti o se sei una proiezione, un'elaborazione. Ma non darti pena, ti hanno tolto anche i sentimenti e già ti spiegano che è un vantaggio, che devi essere contento come un automa, un avatar, ma contento, riconoscente. Ecco, e qui si chiude il capitolo, intitolato Uomo sei solo. Ma Max, intanto grazie per questa lettura. E però in questo panorama contemporaneo, che spazio c'è appunto per un uomo che sia individuo, che porti qualcosa di suo? Perché qua sembra che, diciamo così, Ammazzano. no, non c'è più spazio per l'individualità, no? Per la follia anche libertaria, creativa, cioè tutto ciò che è legato al fatto che comunque noi siamo individui, fondamentalmente. E quando tu reprimi la componente individuale, viene fuori quel panorama qui che tu hai appena letto, perché tu ammazzi un uomo così, no? Ma lo ammazzi Sì. anche quando la cultura generale intorno ti fa capire che la tua individualità è un ostacolo, è un fastidio, è una rogna, è un inciampo, è qualcosa che non funziona, che non va bene, che non va tollerato. E questo è il punto, no? Io non riesco a capire. Il cristianesimo è l'unica religione che si fonda sull'individuo. Come entità, come libertà, come specchio di Dio. L'individuo con la sua possibilità di scegliere, di agire, di costruire, di pregare, di amare. Sento i papi che dicono che l'individuo è una merda, lo maledicono. Si sa dove voglio, perfino questo. L'individualismo come egoismo, come satanismo, ma non è così. Perfino il Papa cattolico ce la prende con l'individuo. Quello di prima, Francesco, ma non ne parliamo, ma pure questo. E allora che rimane anche di questa religione cristiana? Cioè, demonizzare l'individuo che invece è quello che Dio ha voluto come persona perfetta, essere perfetto, capace di scelte perfette, di responsabilità perfette. Adesso no, ti dicono che devi essere un mattone nel muro, schiacciato tra altri mattoni, e questo sarebbe credere, questo sarebbe la fede. Non mi sta bene. No, ma non sta in piedi neanche coi fondamenti, come dici tu, perché credenti o non credenti, la base del messaggio cristiano è proprio il Dio che si fa uomo, no? Ma si fa uomo nel senso di ciascun uomo, e quindi è ciascun uomo. È un po' come nell'ebraismo. Questo è il link, secondo me, con l'ebraismo, ed è il motivo per cui un papa intelligente come Giovanni Paolo II aveva detto che gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori, no? Sono i nostri fratelli maggiori perché c'è la stessa impostazione individuale, quindi è quella la radice, che invece viene cancellata. E da questo punto di vista il pensiero islamico è la summa della cancellazione dell'individuo, perché
nella summa della umma, scusami il gioco di parole, della comunità islamica, scompare l'individuo. Non c'è più l'individuo. E non c'è neanche più un rapporto con il divino, cioè il divino è incomprensibile. C'è solo la sottomissione, c'è solo non a caso la sottomissione. Non puoi neanche litigare con Dio, devi solo sottometterti in maniera critica, in maniera cefala. La religione cristiana prevede anche il litigio con Dio, prevede Giobbe, vabbè è ebraico, però poi ce la siamo riportata dietro, prevede Giobbe, prevede Isacco, prevede tutta una serie di... la forza della religione cristiana è questa problematizzazione, questo continuo adattare il rapporto con Dio ai tempi e a cosa diventa l'uomo. Là no, là è tutto immobile. Quindi io ho Allah capito, fa quello che vuole, tu devi stare zitto e andare a ammazzare. Ho capito meglio leggendo il tuo libro, Max, per quale motivo questo capitalismo penitenziale, non a caso, no? Perché che ti induce a sentirti in colpa, a essere sottomesso, funziona perfettamente col pensiero islamico, perché sono due facce della stessa medaglia, incredibilmente. No? Il capitalismo penitenziale attuale va benissimo con il Corano, va a braccetto col Corano. Io quando sento gli zuppi, i delpini, i parolini, questi qua che dicono no, è inutile star lì a discutere, arrendetevi perché tanto quegli altri hanno già vinto, gli altri sono gli Islam. Ho capito, non ho capito, quello l'ho capito, cioè a dire arrendetevi e dateci soldi come sempre. Quello che non ho capito è se loro fanno un discorso di realpolitik, cioè arrendetevi, fate rientrare e poi date i soldi dell'accoglienza a noi, fateci fare a noi, oppure se proprio dicono arrendetevi che il cristianesimo è finito e trasferitevi armi e bagagli fideistici e dall'altra parte, perché questi stanno consacrando la resa. È inutile che poi fanno, lì c'è un capitolo anche polemico sui i Papa Boys, i giubilei, i Bibi Minchia, cioè è inutile che fanno tutte queste adunate che servono solo a far soldi. Se poi a questi gli dite arrendetevi, Cristo, sì, insomma, intendete Cristo come Maometto, intendete Dio come Allah, arrendetevi perché tanto l'hanno spuntata questi e voi non dovete essere individui ma dovete essere solo delle entità di sottomissione, e allora è inutile che fanno tutte queste allora Max cose circensi. ci sono due messaggi, te li giro e poi però vorrei chiederti perché tu hai scelto di parlare del capitolo di cui avrei voluto parlare anch'io peraltro, cioè Morte di un amore, che segue il capitolo Uomo sei solo. Che amore è quello che è morto? Ce lo spieghi dopo. Intanto però ti giro i due messaggi. Mauro ci scrive: buongiorno, c'è un vecchio film del 1975 intitolato Rollerball con James Caan. Avevo 14 anni, mi è rimasto impresso, raccontava di una società come quella definita da Max. Eppure un uomo solo si ribellava per essere libero. Oggi lottiamo per essere liberi grazie anche a voi, scrive Mauro. Mentre un'altra ascoltatrice ci scrive: buongiorno a tutti, premetto che spesso sono d'accordo con Max, ma la lettura del capitolo mi ha lasciato troppo amaro in bocca. Davvero non c'è remissione? Cosa facciamo? Un suicidio collettivo perché non c'è speranza? Non so se è una provocazione questa, poi ognuno sceglie di che morte morire. Si può benissimo non suicidarsi e sapendo di essere già morti. Mi dispiace, io non posso dare consolazioni se non le ho. E non le ho e vedo che ho ragione a non averle. Perché se questa signora gentile che ha letto il capitolo discordasse con me, avrebbe detto sì, però tu hai letto, sei un coglione, stai dicendo delle coglionate. Invece mi sta dicendo, mi hai fatto disperare perché sospetto che tu abbia ragione. Allora che faccio? Mi ammazzo? No, non ti devi ammazzare, però... appiglialo per quello che vale, cioè non devi neanche prendertela con me perché non ti do delle illusioni, perché a questo punto si tratta di erogare delle illusioni e io illusioni non ne do. Senti, il capitolo Morte di un amore, qual è l'amore e perché è morto? Cosa è morto? È morto l'amore per quello che facevo, l'illusione che servisse a qualcosa, che avesse un posto in questa vita inutile. Quello che ho fatto sempre e quello che faccio adesso è scrivere, comunicare. Non c'è più. Non c'è più. Beh, non c'è più, però tu scrivi, tu fai libri, tu fai articoli. Sì, per inerzia. Perché possibilmente perché
Perché per per inerzia, l'inerzia? perché ho sempre fatto questo, che cosa faccio? Se no, a 61 anni, che se smetto di fare questo mi ammazzo. Non so fare niente, ho fatto sempre solo questo, magari pure male. È l'inerzia, è quello che non vuole, è il pugile suonato che non vuole scendere dal ring. E così va verso il Parkinson, va verso l'Alzheimer. Io questo devo fare perché non ho mai fatto, non conosco un'altra vita, però non ci credo più. Poi naturalmente nel capitolo spiego perché e per come non ci credo più. Adesso qui riassumo. Ecco, tu scrivi anche: raccontare le cose come stavano, come ritenevo che fossero accadute, non mi è stato perdonato e non c'è stata pietà No. per la mia condizione. Infatti, ma qui non è un fatto di vittimismo. Il fatto che tu racconti le cose, per esempio, che ci hanno preso in giro sulla pandemia, sul lockdown, sui vaccini, e ti senti dire spero che tu muoia di un altro cancro, non è un fatto personale di vittimismo, fa capire che il rapporto di uno che c'è tanto odio per uno che fa quello che faccio io è sprecato. Vuol dire che la società stessa è completamente disarticolata, che ha perso completamente i suoi fondamenti, la sua logica, la sua pietas, la sua democrazia. Cioè io in questo caso sono solamente un episodio, sono solamente un elemento. Me lo vivo sulla pelle, allora dico vabbè, ma non c'ha senso. Ma non riguarda solo me. Cioè Allora, io sono colpevole di non essere morto di un cancro che mi è venuto dopo certi preparati e allora sono colpevole. Ma allora che senso ha parlare ancora di funzione democratica? allora, c'è una telefonata, poi vorrei leggerti altre 2 righe del capitolo in questione, Morte di un amore, dal libro Schiavi di Max Del Papa su Amazon. Lo ricordo a chi ci ascolta da poco. Una telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Nicola da Padova. Prego. La voce della Lega. Prego. Non so se mi conosci che è in arca. Non lo Io so, ti ho non mi ricordo. conosciuto 30 anni fa quando è nata la Lega. E andavo a Chignolo Po con la Mazzetto e mi ha accompagnato là in sede. D'accordo? Quindi pensa un po'. Ecco, con la vita è una vita per la Lega. Io non posso sentire Max, d'accordo, che mi fa un discorso così, d'accordo, buio, negativo. Beh, lui, secondo me, no, vive dentro questa rabbia che ci ha creato nostra struttura, nostro sistema strutturale ideologico, d'accordo, che ci ha resi schiavi. No, ma io dico, questo è il punto, ma la Lega è nata per cosa? Per uscire da questa rabbia. Sì, ma qua non stiamo parlando solo di... Cosa abbiamo lottato tutti questi anni per cosa? E questo è il punto, no? Perché il sistema ti illude che ti libera, che ti dà la libertà. Infatti loro si chiamano, vedi sti comunisti, liberali democratici. I comunisti liberali. No, cioè è l'illusione di darti la libertà, invece nello stesso momento ti rendono schiavo di questa libertà. Perché allora, Nicola, non ci siamo capiti qua forse. Tu stai parlando da un'ottica assolutamente ed esclusivamente politica, che non è il discorso che fa Max nel suo libro. C'è politica, ma in un senso diverso. Tu stai parlando di una politica partigiana, tu dici sono leghista da 30 anni, sono leghista perché avevo la speranza di cambiare, ce l'ho ancora. Sì, sono ragionamenti tuoi e sono ragionamenti individuali, ti sorreggono nel tuo agire, ma non stavamo parlando di quello, stavamo parlando di un contesto un po' più ampio, no Max? Questo è il punto. E anche del senso del tuo lavoro. Non c'entra nulla quello che ci ha detto Nicola adesso, che vale per lui. Io credo che questa telefonata valga più di tante spiegazioni. Comunque proveremo a uscire... No, dice tutto, no? Vabbè, ma lui giustamente parte dal suo punto di vista e dice io sono un leghista, mi sono ritrovato in questa passione qui, l'ho coltivata e per cui per me è così. Tutto è politica, quello che faccio io è il mio mondo. Benissimo, non è che si debba negare questo, no? Però noi stiamo ragionando di qualcos'altro, di più ampio che ci sta intorno, no? C'è tutto anche l'esistenzialismo pessimistico del secolo scorso, da Sartre in poi. Avrebbero, ma anche Freud, ma anche Jung,
Ma basta pensare che era così facile, bastava andare a Pontida una volta. Però ognuno ha le sue Pontide. Avevamo risolto tutto. Capito? Ognuno ha le proprie, ce ne sono tanti cioè, che tu hanno... dici, c'è chi va a Pontida, c'è chi va in c'è chi va a Figa. C'è chi si droga, giusto. c'è chi scrive opere incomprensibili. C'è chi fa Free Palestine, eccetera. C'è chi scala l'Everest, capito, non lo so, ci sono tante cose alle quali uno si dedica. Un tempo, quando eravamo bambini noi, si andava in India anche a ritrovare se stessi. Gli arancioni e compagnia cantante. Hare Krishna, sì. Però c'è un passaggio che io invece volevo sottolineare. Però Hare Krishna, ho l'occhio anche all'orologio che implacabilmente mi dice che sono le 10:57. Io volevo fare un ultimo passaggio e poi ti lascio la parola conclusiva, però, se si può dire così. Non si può dire, ma comunque facciamo finta di concludere. Sento qualcosa in sottofondo, delle note, che non è male. Comunque, tu scrivi a un certo punto, col mio mestiere, insomma, facendo quello che hai fatto, il giornalista, volevo mettere in crisi nessuno, ma ricondurre il potere alle sue responsabilità, no? Come dovrebbe fare un operatore dell'informazione. E invece ho capito che non ha più senso parlare di informazione. E tutto sommato neanche di pubblico, neanche di lettori, perché siamo a nostra volta merce in scadenza, deperibile, dalla fine auspicabile. Sì. Ecco, che lezione trarne, tu scrivi? Che lezione ne traiamo? La fine del rapporto fiduciario democratico tra chi fa giornalismo e chi legge. Cioè, io mi espongo anche per te e mi espongo prendendomi anche dei rischi, e tu comunque sei tenuto a rispettare questo mio pericolo, questo mio rischio, non a esaltarmi, non a concordare per tutto, semplicemente a rispettare. Ma se io mi espongo, faccio questo mestiere e mi sento dire no, tu è meglio che muori di un cancro, a una di Mediaset gli hanno scritto e stavi meglio quando eri pelata che ti facevi la chemio, ma che è sta roba? Vabbè, il cretino è sempre non in riguarda circolazione. Non è che riguarda me, è una roba generale. C'è un rapporto che non esiste più tra lettori e chi fa questo mestiere. Allora, ti giro gli ultimi 2 messaggi che sono arrivati. Uno da Mauro, che si definisce filosofo nel messaggio via WhatsApp. Credo, sì, Mauro filosofo, si firma così. Credo che più di Bianchini, più del nostro amico filosofo di riferimento. Credo che l'ascoltatore che prima ha chiamato da Valdobbiadene con le idee poco chiare intendesse dire che siamo troppo pochi come lettori e quindi sensibilizzare la grande massa con un dibattito culturale è cosa assai ardua. Mi pareva abbastanza rassegnato. Ma se quei lettori dicono io non leggo perché non c'ho tempo, ancora meno. Mi pareva rassegnato nel senso dell'affermare qui non cambia mai nulla, nonostante si sappiano le cose. Io. Non condivido il suo pensiero, voglio invece complimentarmi con Max per il suo libro. Mauro Filosofo, l'hai comprato il libro? L'hai letto? Mentre ti chiudo con un classico Senti, per deprimerti completamente ti leggo l'ultimo messaggio che ci è arrivato. Ciao Max, non essere così triste, ti auguro di essere ancora felice, finché c'è vita, c'è speranza. Ti è piaciuta? Ti è piaciuta questa? Sì. E noi concludiamo così. In pompa magna, vi ricordo il libro di cui abbiamo parlato, di Max Del Papa, Schiavi, lo trovate su Amazon. Grazie Max. Grazie a te, a chi ci ha seguito. Diamo appuntamento alla lettura su Tortora in diretta. Non ne abbiamo parlato. A Radio Libertà giovedì. Alla fine dovevamo parlarne. Alle 10 diamo appuntamento perché noi facciamo una lettura integrale. E tu presente qui in studio. Sì. Vengo lì apposta e facciamo Papa la sarà lettura. Qui in studio e facciamo la lettura integrale del monologo. Mi raccomando, non intasate lì la sede in via Bellerio quando arrivo. Siate buoni. Max, un abbraccio, grazie. È pieno così. Ciao. Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Adesso credo che ci ascolteremo 18 settembre 1860. Questa è una chicchetta, una scopertina interessante. Alberto Franchetti nasce a Torino, nel Regno di Sardegna. Ascoltiamo una sua composizione, un allegro dalla sinfonia in mi minore per piano a 4 mani. Mani di Marcello Mazzoni e Giulio Potenza, esecuzione del 2020. Buon ascolto.